ringraziarvi, Presidente. Giusto per principiare, voleria comunque salutare la memoria dell'amico Antoine Ferracci, che a suo progetto Gideni assai, e mi ricordo all'epoca non era mica eletto, ma era ricevuto perché eravamo presenti per portare la Sogi, e mi ricordo di la sua energia, della viveza di suo progetto e di la piazza di la Sogi dentro il progetto Cittadella 21. Già voleria parlare di risultati a prima parte, perché francamente io conosco la Cittadella e come i cortinesi la conoscono, è vero che l'abbiamo conosciuto in più cattivo stato e fa veramente piacere di vedere il lavoro che è stato fatto, è magnifico, da lontano e da vicino. E penso che di un progetto importante che ci vuole continuare e a continuare così. Di un progetto strutturante, ma per Corti e al di là di Corti, perché infatti è stata detta di un progetto strutturante di noi per il centro, e ciò che ci vuole di noi è che è un progetto strutturante per Corti, il centro, ma di noi per il patrimonio. E ciò che è interessante dentro questo progetto, con la presenza dell'università, con la presenza di la Sogi, con la presenza di Barretti partenari, è che questo progetto mischia il lato patrimoniale e di memoria, ma di noi l'uso odinco e di noi ciò che si può fare in della bene. Dunque, ci va già assai piacere e qui parlo da Cortinese, bella sicura, ma mica solo, parlo di noi da eletto di Agorsica, perché le muetta, Romain mi ha posto la questione non su Romain Colonna, dimmi, non c'erano mica che i cortinesi che potevano parlare nella città della Igorti, è vero, perché chi Corti è di tutti e a capitale di tutti. Ecco, a ringraziarvi. A ringraziarti.